I giovani come leva per continuare la crescita, ma anche per restituire qualcosa al territorio. Forno d'Asolo, azienda trevigiana, è leader nella produzione e commercializzazione di prodotti da forno, dolci e salati e di pasticceria, surgelati, con due marchi, quello omonimo e Donatella. Fondata dalla famiglia Gallina, dal 2014 la maggioranza del capitale è detenuta da 21 Investimenti, il fondo creato da Alessandro Benetton. Forno d'Asolo ha appena completato una ristrutturazione del suo quartier generale di Maser, dando vita ad una struttura a basso impatto ambientale con una nuova facciata e un giardino in dialogo con il circostante paesaggio dei Colli Asolani. Ma l'intervento ha consentito anche di ricavare nuovi spazi per l'Academy, una struttura dedicata alla formazione di collaboratori e clienti, ma anche e soprattutto di giovani professionisti del bar, della caffetteria e della pasticceria. Per questo l'azienda ha stretto un accordo con il Consorzio dei 20 Istituti Alberghieri del Veneto e ha avviato un master professione barista rivolto a diplomandi e diplomati dai 18 ai 25 anni, un progetto in linea con la filosofia di base che ispira gli investimenti e la gestione industriale sostenuta da 21 Investimenti. Perché io invece sono convinto che tante volte vieni ripagato, la gente capisce, il consumatore capisce. Michael Porter, che ho citato parecchie volte come in qualche maniera l'ispirazione di questo modello di business che cambia, che è alla base dei ragionamenti di 21 Investimenti, ecco, lui oggi nelle sue ultime considerazioni di ricerca verso il mondo del futuro dice che tra 15 anni non esisteranno più delle aziende che non sappiano avere un rapporto con il proprio territorio e abbiano una cultura sostenibile, dove per sostenibile non c'è solo il rapporto con il luogo e con l'ambiente, ma c'è proprio la capacità di vivere l'azienda, le necessità delle comunità locali, e per cui sono convinto che quello che facciamo oggi servirà a qualcun altro che deve venire, e questo è il senso del mio lavoro. Dall'ingresso di 21 Investimenti il fatturato è passato da 73 a 125 milioni di euro e i dipendenti da 130 a 285. L'impresa realizza oggi 170.000 croissant all'anno grazie a 11 linee produttive, con una rete di 22 piattaforme distributive e 410 agenti, serve 40.000 punti vendita a settimana in Italia ed è presente in una cinquantina di paesi. Ma l'obiettivo è continuare a crescere. Ma noi ci svegliamo ogni mattina presto perché questo accada. Poi ogni tanto ci sono delle fasi più o meno delle favorevoli per Forno d'Asolo, soprattutto per queste nuove iniziative che hanno a che fare con l'export, la catena del freddo anche nei dolci e soprattutto un programma che riguarda i giovani. Sì, io sono molto ottimista. All'inaugurazione della nuova area ha presenziato anche Luca Zaia. Il presidente della regione ha ribadito il ruolo di 21 Investimenti nello sviluppo dell'economia locale, a differenza di altri fondi meramente interessati alla finanza, e proprio per questo ha definito Alessandro Benetton un imprenditore di prima generazione che ce l'ha fatta. Ancora una nuova sfida per il dottor Alessandro Benetton, ed è anche la dimostrazione che questo imprenditore di prima generazione poi ottiene un altro successo. L'ho già seguito con Pitta Rosso, oggi qui con Forno d'Asolo, e innovazione, identità e cura del prodotto fino al consumatore finale. Puntare ai giovani, perché quando si parla di Academy significa formazione, significa aver cura di chi poi tratterà il prodotto, del rapporto col cliente, del marketing e soprattutto della ricerca e dell'innovazione, rivolto ovviamente ai nostri ragazzi.